con l'effetto in grafia ufficiale usenese, è tutto scritto in senese, i giorni, i santi liguri e lunghe, e poi ogni anno che in contenuto con cange. Quest'anno abbiamo scherzi e scioglilingua in genovese, l'anno scorso avevamo le filastrocche e 2 anni fa che i proverbi. E questa è una cosa che per appendice in ca è un tocco di senese ogni mese. Devo dire che se vuoi a Catalo costa poco. Io leggerò una filastrocca a dire la verità che nei mutanti, che sono sto un po' combattuto tra quali scegliere. Poi ho scelto questa qua, che è in Pue, con l'ha scritto questa filastrocca per a sua piccina in 2006, un Marco Dentone di Casarsa Ligure, e si intitola Natale è. De seguiu è una cosa che sa tanto di speciale, per un figlio che sente con l'arrivo un Natale. Natale, che parola, è difficile capila, asci se i grandi sono sempre lì a dila. Proviamo a mettersi al posto di piccin e vede cose che shorte pensando ciancianin. Ecco, che a Moè a comincia a fare al posto per mettere l'erbo, che segge ben disposto. Se vede o puè con tutte le balette, de tanti cu, con un sacciudunde e mette. Poi che o barba con s'arrampighe su per asca, per mette sta stella che se vede fin da umà. In cucina che a nonna che prepara i raglieu, 2 settimane prima e ti te mangi già d'anche. E un nonno mette le luci, chi s'assendan e sa smorto, i son dappertutto, a scinte l'orto. E poi tutto ancora partì come una spedizione per accattare sti regali che non piacciono mai a nessuno. Meno male che avete tutto questo movimento per sti belli orsetti o in divertimento. Perché un Natale non è solo frenesia, è una festa per stare insieme in compagnia. E manco de sicuro tutto o da e o pigià o è una cosa di rispetto per gli amici e la famiglia. Non è tanto facile vedila come i figli, ma che siamo passati tutti e riusciamo a farlo asci anche. O è proprio quello o bello del momento, a aspettarlo tutti insieme come fanno i nostri piccini e parlarsi e remiarsi per scrovirsi più vicini. Allora sì che riusciamo a dire cosa è che va, può essere augurare de che buon denaro. Buon denaro. Voglio dire anche una cosa, denaro, questa parola che oggi diciamo tutti Natale, una volta anticamente, tanti decenni fa, si diva dena, che viene dal latino die natalis, dena dio nato, sarebbe questa l'etimologia di questa cosa. E un'ultima cosa, pensando al pranzo di Natale, questa esortazione quando siamo lì a mangiare: viva Natale, viva vin bon, viva pan doce, viva toron, tutto è buon. Auguri a tutti. Ma lesendo tutto in giu, o se vede sempre a ghiu. Nulla è un feto eccezionale, ma ne parle da un giornale. Ma rispondan freschi e baldi, scia o punti che o smeraldi. Che senza stravaganza, i son sempre in minoranza. Ale vea che in andetu a bandea, le vea come usù, anche senza o depura tu. Le battaglia in tem momento, come una bulla de savun. Parte subito l'inquinamento e crea un po' di confusione. Ormai non faccio notizia e subito se senta, dice anche che è spurcizia e cresce, aumenta. Però tra questo e quello, ughelite a Portobello, perché tra barche e gavitelli ha ragione questi o quelli. Le da troppo che alle ferma e nessun dice a te, importante a caserma e perdiamo i carabinieri. Ma non siamo tutti uguali, che sono i ricchi e a povia gente, ma per essere un po' normali aggiutiamo in tu presente. Senza discorsi di rappresentanza, per poi dire siamo fre, no parole ma sostanza e non ti ha o dare. E per finire sta l'istoria, vediò che a Scignua ha proposto una storia, sestri capitale da cultura.
Uleudu conferma a proposta, perché se mu veggi mainè, sperando de fa la nostra, i sestrin non sono a Belinè. Grazie intanto all'Eudo, al Presidente, a tutti i soci, perché ogni anno, nonostante i tempi siano complicati, e lo sappiamo tutti, ogni giorno organizzano questo momento che ci dà l'occasione, tra il serio e il faceto, di scambiarci gli auguri, di ritrovarci, e quindi davvero grazie a tutti voi, grazie alla Filarmonica che è sempre presente, alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, a tutte le associazioni che non rinomino ma che sono state indicate prima. E come sapete io, al di là del saluto iniziale, non faccio violenza alla pronuncia genovese, perché penso che non sarebbe una buona cosa da ascoltare, anche se è una lingua che amo e che capisco. Provo a rispondere ai vari punti. Il primo, insomma, è un punto che parla di una dialettica fra maggioranza e minoranza, di confronto, che è una cosa che è normale in tutte le democrazie, in tutti i luoghi dove si fa politica, si fa amministrazione, si cerca ciascuno a suo modo, con le sue modalità, di fare il bene della città. E devo dire che Sest Levante è un territorio vivace dal punto di vista della dialettica, lo è sempre stato e continua ad esserlo, ma questo io penso che sia un bene, è anche una delle ragioni per cui i cittadini e le cittadine di Sest l'hanno preservata così, tutto sommato autentica a se stessa. Mi sembra che il secondo punto parlasse della bandiera blu e del depuratore. E intanto abbiamo proprio in questi giorni rimandato, insieme ad altri comuni del territorio, la documentazione per riottenere la bandiera blu. Questo credo che sia stato un grande traguardo degli ultimi anni, e insomma che dà lustro alla nostra città, e dobbiamo continuare a mantenerla. Il depuratore è veramente una domanda è una questione che mi fa piacere trattare oggi, perché oggi abbiamo una notizia importante, fondamentale, che ci rende tutti felici e orgogliosi. Ieri è stata pubblicata da Iren, insieme alla città metropolitana, la gara d'appalto per la realizzazione del depuratore. Gara d'appalto che scadrà il 7 di febbraio, quindi il 7 di febbraio avremo, salvo che non succeda qualcosa che spero non accada, la ditta che inizierà poi i lavori per il depuratore. Grazie Sindaco. Posso darle un suggerimento? Allora, lei se va nell'assemblea dove parlerete della città della cultura, lei dica: guardate, se non ci fate capitale della cultura c'è un, come dico, un senese, c'è un rompiscatole che non mi lascia. Vedrà che ci fanno capitale della cultura. Presidente, vieni via che è pericoloso. E un applauso, un augurio per il 2022.